Care mamme e cari papà, buon pomeriggio. Io sono Vera, sono ostetrica e lavoro all'ospedale di Cittadella. Buongiorno a tutti, io sono Chiara, ostetrica presso il punto nascita di Campo San Piero. Ciao a tutti, io sono Giulia e sono un'ostetrica presso l'ospedale di Schiavonia. Ecco, siamo qui oggi per darvi la possibilità di ricevere, sfruttando la tecnologia, alcune informazioni che magari in questo periodo fate un po' più fatica a reperire. Sicuramente oltre a questa diretta, una delle cose che potete fare per ricevere delle informazioni è provare a scaricare l'app Sei Mamma Euganea. All'interno di quest'app ci sono diverse informazioni utili, sia sul percorso della gravidanza, gli esami, la possibilità di prenotarli e diversi numeri di telefono utili per poter comunicare anche con i nostri presidi ospedalieri. Per le mamme che sono in gravidanza ora e che desiderano accedere ad un percorso di accompagnamento alla nascita, c'è la possibilità di iscriversi ad una piattaforma. Trovate tutto all'interno del sito dell'ULSS Euganea. Accedete a questa piattaforma, vi iscrivete, lasciate i vostri dati e verrete richiamate in base alla vostra residenza per poter appunto avere accesso a questi corsi di preparazione alla nascita. Ci stiamo attrezzando per poterli fare online e quindi ecco, abbiate un po' di pazienza, ma sicuramente verrete richiamate. Alcuni sono già partiti e quindi ecco, ci sarà questa possibilità se volete sfruttarla. Per le mamme invece che sono a termine di gravidanza, indipendentemente dal percorso che avete fatto, per cui indipendentemente da dove siete state seguite in gravidanza, sia per la gravidanza a basso rischio, sia un ambulatorio divisionale, il consultori familiari o il ginecologo privato, potete contattare le nostre sale parto per poter avere accesso all'ambulatorio della gravidanza a termine. Cosa si fa in questo ambulatorio? Potrete avere un appuntamento con noi. In questo primo appuntamento ci conosceremo, potete conoscere il personale ostetrico e il personale dell'ospedale, avrete possibilità di prendere confidenza con gli ambienti, quindi di vedere un pochino l'interno com'è. E per noi sarà la possibilità di conoscere voi, quindi di sapere com'è andata la vostra gravidanza, di controllare i vostri esami. Se non avete tutti gli esami non vi preoccupate, perché ci sarà comunque la possibilità anche di controllarli e eventualmente di prescriverveli o di farli al momento del ricovero. Per cui in questa occasione ci sarà la possibilità di aprire la cartella clinica, che sarà quella che poi vi accompagnerà fino al momento del parto, e eventualmente ecco, di esplicare quelle pratiche burocratiche in una sede ecco, che non sia quella poi dell'inizio del travaglio del parto. Quindi verso la 35esima, 36esima settimana, se volete potete chiamarci, prenderemo questo appuntamento. L'apertura della cartella per tutti e tre gli ospedali è alla 37esima settimana. E successivamente a questo primo incontro conoscitivo ci saranno altri appuntamenti che vi daremo, dove poi inizieremo a fare i monitoraggi per controllare come sta il vostro bimbo, controllare il liquido amniotico e accompagnarvi fino al termine della gravidanza. Per quanto riguarda l'analgesia peridurale, in tutti e tre i presidi è un servizio che viene erogato gratuitamente. L'anestesista è presente 24 ore su 24, quindi l'analgesia peridurale la potete richiedere sempre. In questo momento non ci è possibile fornirvi una visita anestesiologica come si faceva prima, ma ci sarà comunque la possibilità di effettuare una visita al momento del ricovero. Se avete piacere di conoscere qualcosa riguardo alla peridurale, come avviene la procedura e come funziona, quando poterla richiedere, sempre sul sito dell'ULSS Euganea, sul canale YouTube, avete la possibilità di vedere un video che è stato messo e è stato fatto da un nostro anestesista che vi spiega ecco, come questo avviene.
Se siete verso il termine della gravidanza e certamente come nelle vostre case state preparando il nido per il vostro bambino, quindi allestendo la culletta o individuando uno spazio fisico dove poterlo cambiare, magari vi chiedete cosa mettere nella borsa del parto, nella valigia che vi accompagnerà in quel viaggio da cui partite in 2 e tornerete sicuramente fisicamente in 3. E in linea generale vi possiamo dire che ogni punto nascita ha un proprio corredino, quindi una propria lista di cose da preparare ed eventualmente ve la inseriamo in allegato ad un link dopo questa diretta. E tuttavia il consiglio è quello di inserire nella borsa il necessario per la vostra igiene personale, degli indumenti per voi che siano comodi durante il travaglio, durante il parto e nel postpartum per l'allattamento. E potete inserire i vari cambi per il bambino all'interno di sacchettini in modo tale che ad ogni giorno di degenza possiate ritrovare il completo per il vostro bambino già preparato, così che sia più comodo. E potete inserire all'interno della borsa eventualmente degli snack per voi mamme da consumare durante il travaglio. Il travaglio è un lavoro, dice la parola stessa, e richiede energia. E quindi in generale invitiamo le mamme, le incoraggiamo ad alimentarsi e ad assumere delle bevande in base al loro desiderio. Tuttavia magari non sempre la mamma durante il travaglio se la sente di consumare il piatto arrivato sul vassoio preparato dalla mensa ospedaliera e magari preferisce qualche piccolo snack che le dà subito energia. E vi consigliamo anche di inserire magari un libro che potete leggere nella fase prodromica, quindi preparatoria del travaglio, quando ancora le contrazioni sono lontane, o eventualmente una playlist di canzoni che vi piacciono o un CD che possiamo inserire in filodiffusione. Ricordatevi che la musica, così come e anche il massaggio sulla schiena da parte del vostro compagno o marito, il cambiare la posizione durante il travaglio, l'utilizzo dell'acqua calda sono validissimi strumenti per rilassarvi. In travaglio c'è l'ossitocina che viene prodotta dal vostro corpo, però l'ossitocina è un ormone timido ed esce dalle ghiandole che lo producono se voi siete rilassate. Quindi portatevi pure questi strumenti che vi possono aiutare. E magari verso il termine della gravidanza vi state chiedendo se saprete riconoscere quale sarà il momento giusto per andare in ospedale, quindi saprò riconoscere di aver rotto il sacco, riconoscerò le contrazioni. Sì, mamme, lo saprete fare, abbiate fiducia nel vostro corpo che vi ha guidato fino a questo momento della gravidanza e il vostro corpo, il vostro bambino vi guideranno anche durante il travaglio e durante l'allattamento. E alle volte potrebbe succedere che si rompa il sacco amniotico, quindi vi sentirete bagnate, potreste inzuppare completamente i vestiti che indossate o bagnare il posto in cui vi state trovando e potreste vedere delle abbondanti perdite liquide, trasparenti o rosate o chiare e la perdita sarà incontrollabile. In questo caso sicuramente riconoscerete di aver rotto il sacco e vi recherete nel punto nascita che avete scelto. Alle volte però può succedere che avvenga una rottura alta delle membrane, ovvero che si rompa solo una delle due pellicole che costituiscono il sacco amniotico e potreste vedere delle piccole perdite goccia a goccia
o degli alloni sul salvaslip. E in questo caso potrebbe essere difficile riconoscere se si è rotto il sacco o se si stanno avendo le fisiologiche perdite di leucorrea che le mamme hanno presso il termine della gravidanza. Il consiglio è comunque, se avete un dubbio di avere rotto o meno le membrane, di recarvi nei nostri punti nascita e noi attraverso un esame o un controllo ecografico andremo a capire se effettivamente il sacco è rotto. E una delle prime domande che vi poniamo quando accedete per rottura del sacco è per conoscere l'esito del tampone vagino-rettale per streptococco. Se questo dovesse essere positivo, iniziamo la profilassi antibiotica dal momento della rottura. E quindi in linea generale l'indicazione è, anche se non avete contrazioni, quindi dolori, se rompete il sacco venite presso il reparto. Presso il termine della gravidanza possono iniziare anche i dolori prodromici. Sono dolori al basso ventre, alla schiena, all'interno delle cosce, e questi in alcune mamme durano un giorno, in altre 3 giorni, in altre una settimana. E possono perdurare appunto per un tempo che è diverso da ognuno di noi prima che si instauri un travaglio. In linea generale, per parlare di travaglio, possiamo dire che la mamma ha dalle 3 alle 5 contrazioni in 10 minuti. Se a casa sentite dolori regolari, quindi con una cadenza di una sensazione fastidiosa che inizia e finisce raggiungendo un apice di dolore e avviene ad intervalli sempre più regolari, per più di 2 ore in generale per un primo bambino, accedete all'ospedale. Vi possiamo comunque rassicurare dicendovi che la diagnosi di travaglio la facciamo con la visita ostetrica e con la valutazione del battito. Quindi se siete a casa e avete dolori, non vi sentite sicure, venite pure in ospedale, noi ascolteremo il cuoricino e faremo la valutazione. Questo per dirvi di non sentirvi intimorite ad accedere ai vari punti nascita. Se sentite il bambino che si muove poco e lo avete stimolato magari assumendo un succo di frutta o mangiando un cioccolatino, ma continuate ad avere dei dubbi, non esitate e venite che noi ascolteremo il cuoricino e questo vi potrà tranquillizzare. Allo stesso modo, se sentite mal di testa e contemporaneamente si sta alzando la pressione sopra quei valori che generalmente definiamo superiori ai 140-90 o avete i piedi gonfi, non temete, passate in ospedale, così come se avete delle perdite che non vi convincono. Questo per dirvi che il percorso anche in questo periodo per voi mamme è un percorso sicuro, sia che accediate dal pronto soccorso, sia che veniate in reparto con accesso diretto per farvi valutare, sia che abbiate un appuntamento in ambulatorio della gravidanza a termine. Nel momento in cui verrete ricoverate per travaglio o per accertamenti, il vostro compagno durante la valutazione pre-ricovero dovrà attendere all'esterno. Nel momento in cui poi verrà deciso per il ricovero, verrà fatto accedere assieme a voi al reparto per accompagnarvi, per portarvi insomma le cose che vi servono. A voi verrà fatto il tampone per il coronavirus, mentre al vostro compagno verrà fatto un piccolo pre-triage prima di accedere all'interno del reparto, che prevede la misurazione della temperatura corporea, la disinfezione delle mani e alcune piccole domande che ci servono per capire se ci sono eventuali sintomi o se c'è stato contatto con delle persone potenzialmente affette da coronavirus.
Nel momento in cui poi voi entrerete in travaglio di parto, il vostro compagno potrà rimanere assieme a voi nelle stanze travaglio e parto e durante tutte le 2 ore del postpartum. Gli verranno forniti un paio di calzari, un camice, una cuffia e una mascherina che molto probabilmente comunque avrà già, perché ormai è diventato, diciamo, un accessorio comune a tutti. Potremmo dire che è il nuovo accessorio moda estate 2020, e entrerà con voi in sala travaglio e rimarrà assieme a voi, insieme anche all'ostetrica, per vivere questo momento unico ed importantissimo che sarà la nascita della vostra famiglia. Questo è un po' un punto di orgoglio per la nostra azienda, perché l'accesso ai papà è uguale per tutti i punti nascita, perché noi abbiamo sempre creduto, ma in questo momento crediamo ancora di più, comunque, che la presenza del papà in sala parto sia fondamentale per il sostegno a voi mamme, ma sia molto importante anche per il papà stesso. Durante il ricovero, poi durante la degenza, che nei nostri punti nascita dura all'incirca 2 o 3 giorni, che si contano dal giorno successivo al parto, il papà potrà accedere con degli orari prestabiliti che sono un po' diversi per punto nascita in base alla nostra organizzazione, che comunque vi verranno spiegati, insomma, vi verranno detti al momento del ricovero. Durante la degenza noi come ostetriche e infermiere saremo presenti ovviamente per tutte le vostre necessità, i vostri dubbi. Il vostro bambino rimarrà con voi in stanza 24 ore su 24 con il rooming in, come abbiamo sempre fatto. A questo proposito volevamo darvi una piccola, diciamo così, rassicurazione, nel senso di dirvi: non fatevi frenare, non fatevi fermare da questo virus nell'accudimento del vostro bambino, cioè non abbiate paura di tenervelo vicino, di tenerlo in braccio, di coccolarlo, non abbiate paura, se lo desiderate, di allattarlo, perché anzi l'allattamento, oltre ad avere tantissimi altri fattori protettivi, è protettivo anche per questo, ma godetevi proprio questi momenti, che sono dei momenti unici, irripetibili, e che passeranno e non torneranno più. Avere un neonato vicino, avere un neonato con sé è una cosa bellissima, sono degli esseri unici ed è bello goderseli al massimo, come mamme, come papà, come famiglia. Io dico sempre: annusateli, non so se le mie colleghe sono d'accordo, ma secondo me il profumo dei neonati è unico e noi ostetriche ne siamo drogate, nel senso che è proprio un profumo meraviglioso, quindi proprio godeteveli e teneteveli vicini. È ovvio che è un momento che può presentare anche delle difficoltà, delle insicurezze, dei dubbi, delle perplessità e qualche piccolo problema. In questo noi vogliamo dirvi che noi ci siamo e siamo con voi anche quando andrete a casa, anche nonostante le restrizioni, nonostante gli isolamenti, noi ci siamo. Nel momento in cui verrete dimesse vi verrà dato il numero di telefono del reparto e o del nido, al quale rispondiamo sempre, perché siamo sempre lì, quindi potete contattarci per qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità. Un ostetrico o un'infermiera vi risponderà e vi aiuterà. Nel caso in cui si presenterà la necessità, c'è anche la possibilità di effettuare delle visite post degenza negli ambulatori dedicati. Inoltre sono presenti anche le colleghe del territorio, quindi le colleghe dei consultori, che sono attive sia telefonicamente, alcune anche con le videochiamate, per rispondere ai vostri dubbi, alle vostre perplessità e per darvi il nostro sostegno. Come abbiamo detto all'inizio, io sono un'ostetrica dell'ospedale di Schiavonia, che, come sapete tutti, è stato individuato dalla regione come l'ospedale di riferimento per i pazienti ricoverati per il coronavirus. Probabilmente questa scelta è stata fatta grazie alla sua struttura e alla sua avanguardia tecnologica. Proprio grazie a questa struttura noi abbiamo la possibilità e siamo riusciti ad individuare dei percorsi nettamente separati per le neomamme che devono accedere al nostro reparto. Sono dei percorsi sia da pronto soccorso che per accesso programmato, dedicati solo a voi,
e completamente distinti da tutto il resto dei percorsi dell'ospedale. Sempre grazie alla struttura dell'ospedale, noi siamo in un blocco, si chiamano così, in un'ala, diciamo, dell'ospedale completamente separata da quella che è stata dedicata agli ospedali, scusatemi, ai reparti, insomma, dell'emergenza. E noi siamo completamente autonomi, grazie anche alla presenza sia di un pediatra che di un anestesista 24 ore su 24, dedicati solo alla sala parto e al punto nascita. Sappiamo bene che questo è un momento un po' difficile per tutti quanti, abbiamo dovuto cambiare quelle che sono le nostre abitudini di vita, la nostra quotidianità, e siamo tutte sicure che probabilmente avrete dovuto anche un po' cambiare quelle che erano le vostre aspettative, i vostri desideri per il vostro travaglio e per il vostro parto. Quello che vogliamo dirvi noi come ostetriche è che anche noi abbiamo dovuto cambiare in parte strutturalmente anche i nostri reparti e abbiamo dovuto comunque cambiare un po' le nostre modalità di assistenza e le nostre modalità di sostegno a voi. Vogliamo sottolineare che anche dietro a una mascherina in più, a un paio di guanti in più, a un camice, a una visiera che magari ci fanno sembrare un po' degli alieni in quel momento, ci siamo sempre noi. Le vostre ostetriche, che siamo lì per voi, per sostenervi con la nostra professionalità, con la nostra empatia e con la nostra voglia di darvi un evento parto il più possibile simile a quelle che erano le vostre aspettative. Per citare una frase che abbiamo scritto all'ingresso del nostro reparto di schiavonia qui ultimamente, da che mondo è mondo c'è chi costruisce muri e chi apre porte. Voi in questo momento state aprendo le porte alla vita e noi vogliamo aprire le porte come sempre delle nostre sale parto, vi aspettiamo insomma come sempre con tutta la nostra voglia di aiutarvi e di sostenervi. E adesso passiamo alle domande. Ne approfittiamo prima di cominciare con le domande per ricordarvi che i corsi di accompagnamento alla nascita iniziano dal quinto-sesto mese, quindi ecco, nel momento in cui accedete alla piattaforma e vi iscrivete abbiate pazienza, non vi preoccupate se non ci sentite subito, se non vi rispondiamo subito, ma verrete richiamate sicuramente e verrete poi indirizzate al corso in base al distretto di appartenenza e anche all'epoca presunta del vostro parto. Allora, una mamma chiede cosa portare per vestitini di un neonato durante l'estate, tutti nei body a maniche corte. Allora, i bambini anche durante l'estate rimangono vicini a voi, indichiamo in genere magari del cotone a manica lunga e dei body in cotone anche va bene a manica corta. E se partorirete durante l'estate, magari in ospedale avrete a che fare con l'aria condizionata, quindi magari portate una copertina e così potete avvolgere il vostro bambino e sicuramente anche tenendolo a contatto con il vostro corpo gli darete il calore di cui ha bisogno. Però in generale vanno benissimo le tutine a manica lunga in semplice cotone. Abbiamo qui un'altra domanda di una mamma che chiede se in sala travaglio e parto la mamma deve tenere la mascherina. Allora, da protocollo ospedaliero e da indicazioni ministeriali la mascherina andrebbe sempre mantenuta in presenza di altre persone. Sappiamo benissimo la difficoltà che può creare l'utilizzo della mascherina. Considerate comunque che l'evento travaglio-parto è un evento in cui c'è molta produzione di aerosol, ormai sappiamo tutti che cos'è, abbiamo una testa così, e quindi ovviamente è un momento abbastanza a rischio. Per questo motivo noi saremo fornite di mascherina, sarà fornito anche il vostro compagno e anche voi la terrete proprio per la sicurezza di tutti quanti noi. Questo significa che anche, come chiede la domanda successiva, anche nelle stanze di degenza è consigliato l'utilizzo della mascherina in presenza di altre persone. Domanda successiva, Chiara. Ci chiedete anche se i fratelli e le sorelle possono accedere con i papà durante l'orario di visita.
Allora, purtroppo no, ma la motivazione è proprio legata a una questione di sicurezza, è per proteggere loro e per proteggere gli altri, quindi portate un po' di pazienza, quando tornerete a casa potrete stare tutti insieme e godervi i nuovi fratellini o sorelline. Allora, una mamma dice a proposito di mascherine: e i neonati devono portare le mascherine quando si esce dall'ospedale? Allora, i bambini neonati che sono vicino a voi durante la degenza non mettono la mascherina, e indicativamente neanche nel momento del trasporto presso la vostra casa. Speriamo che più avanti anche per noi questa limitazione piano piano possa essere ridotta. Comunque il neonato, se lo porterete a fare qualche passeggiata nei pressi delle vostre abitazioni, magari provvederete con un piccolo fazzolettino, ma non è necessario. Allo stato attuale non abbiamo delle indicazioni a far indossare le mascherine ai piccolini. È arrivata una domanda per me, non per me, ma insomma per il punto nascita di Schiavonia, che chiede se è tutto attivo, se c'è la patologia neonatale e la terapia intensiva per adulti. Allora sì, è tutto assolutamente attivo, sono attivi i percorsi sia ambulatoriali che partono dall'inizio della gravidanza fino al termine, e tutte le ecografie ostetriche sono in questo momento il più possibile dislocati nel territorio, sono sempre i nostri ambulatori dove ci siamo noi, solo che li facciamo all'esterno proprio per ridurre il più possibile gli accessi all'ospedale come da indicazione ministeriale. Per quanto riguarda la patologia neonatale, sì, certo, è attiva, come ho detto prima abbiamo il pediatra H24, la nostra patologia neonatale con la sua infermiera dedicata è presente, come sempre dalla 34esima settimana. Per quanto riguarda la terapia intensiva per adulti, abbiamo allestito in sala parto 2 postazioni di terapia semi-intensiva, che speriamo ovviamente di non dover utilizzare mai, ma che se ne avrete la necessità sono dedicate a voi mamme e avranno il personale infermieristico e l'anestesista dedicato. Ci chiedete anche se in caso di parto cesareo il papà può assistere. Il papà durante questo tipo di intervento chirurgico non può entrare, però vi potrete salutare poco prima dell'inizio dell'intervento. È un intervento che dura anche poco, per cui potrete poi aspettare la mamma una volta terminato l'intervento e potrete stare con lei per le 2 ore del postpartum, per il bagnetto del neonato, potete accompagnarlo per le prime cure e potete stare insieme nell'immediato dopo parto. Allora, una mamma chiede informazioni sull'epidurale. Allora, l'epidurale consiste nella collocazione di un cateterino a livello epidurale, appunto, che è uno spazio individuato lungo la colonna vertebrale. E è una manovra delicata eseguita dagli anestesisti che normalmente viene attuata al fine di posizionare un cateterino attraverso il quale in travaglio di parto può avvenire la somministrazione farmacologica di alcune sostanze che vanno ad inibire nella mamma la sensazione del dolore. E quindi le contrazioni continuano ad esserci, il travaglio continua il suo andamento, tuttavia viene nettamente ridotta la sensazione di dolore. Si può attuare su richiesta materna qualora ci siano le condizioni ostetriche che lo permettano, quindi una dilatazione progressiva, un travaglio ben avviato e un benessere del bambino dentro la pancia. E per poterla fare ci sono dei percorsi attualmente differenziati nei nostri 3 punti nascita, però in linea generale il consenso viene firmato prima del travaglio. Noi ad esempio a Campo San Piero forniamo alla mamma l'apertura della cartella, un questionario richiesto poi dagli anestesisti nel momento in cui la mamma durante il travaglio richiede l'analgesia peridurale, e al momento della richiesta una volta effettuati gli esami
necessari, l'anestesista procede alla collocazione del cateterino. I travagli con epidurale sono travagli che richiedono l'auscultazione in continuo del battito, quindi qua, dopo l'applicazione del cateterino avverrà il monitoraggio cardiotocografico per la registrazione del battito. Ed è un valido strumento per il parto, insomma, per raggiungere l'obiettivo, insomma, di un parto che lasci un ricordo il più positivo possibile nella mamma e nel papà. Sempre per Stiamonia domandano se siamo attrezzati per emergenze o problemi post-parto. Allora, sì, come ho detto prima, il nostro reparto funziona esattamente come funzionava prima di tutto questo evento. Abbiamo un anestesista dedicato alla sala parto e al reparto, un pediatra presente H24, la patologia neonatale è aperta ed è attiva dalla 34esima settimana come è sempre stato e come dicevo abbiamo assistito nelle sale travaglio parto 2 postazioni di terapia intensiva se dovesse presentarsene la necessità per emergenze della mamma, che saranno gestite dagli infermieri di terapia intensiva e dall'anestesista dedicato. Abbiamo la nostra sala cesarei nel punto parto dedicata che utilizzeremo solo per i nostri interventi chirurgici, quindi noi siamo attivi e autonomi al 100% come sempre. Una mamma chiede: per Campo San Piero è disponibile una terapia intensiva neonatale o fa di riferimento a Padova? Allora, allo stato attuale c'è la terapia intensiva per i piccolini a partire dalla 34esima settimana di gestazione, e quindi se avete superato questa settimana e il vostro bambino dovesse richiedere delle cure addizionali in terapia intensiva, questa è disponibile. I trasferimenti a Padova vengono effettuati se ci trovassimo prima della 34esima settimana, ma cerchiamo attraverso lo STAM di trasferire la mamma qualora ci fosse un rischio di parto prematuro o una determinata complicanza della gravidanza. Ma superata la 34esima settimana i nostri pediatri accolgono i vostri bambini e sono pronti ad assistere i piccolini se dovesse esserci necessità. Un'altra domanda? Tutta la vera. Vera? Per te. Dopo che il bimbo è nato, quali sono le fasi successive, cioè nelle 2 ore dopo? Sì, allora una volta che il vostro bimbo o la vostra bimba saranno nati, avrete la possibilità di stare con loro, avrete la possibilità di avere un contatto per la pelle per le 2 ore successive al parto. In ciascuna delle nostre strutture c'è la possibilità di avere una stanza dedicata per la mamma nel dopoparto, dove mamma e bambino possono stare insieme, possono appunto avere un contatto pelle a pelle ed iniziare l'allattamento al seno se hanno piacere, se il neonato ha voglia e lo richiede. E leggo adesso che chiedete anche per il taglio del cordone. Penso che anche rispetto a questo siamo uniformate sul fatto che non abbiamo fretta, ecco, di clampare il cordone, quindi possiamo aspettare anche che il cordone smetta di pulsare e poi avrete la possibilità appunto di stare insieme nelle 2 ore del dopoparto. Noi ostetiche verremo a controllarvi, seguiremo anche l'attaccamento al seno del neonato e vi accompagneremo, ecco, fino a che poi non c'è la possibilità di rientrare in reparto e quindi di terminare il vostro percorso in sala parto. Qualche mamma domanda se il bambino è podalico, a quale settimana si decide di programmare il cesareo.
Allora, siamo abbastanza uniformati, penso, nel dirvi che di solito la decisione di programmare il taglio cesareo avviene al momento dell'apertura della cartella clinica e di solito un cesareo per un bambino podalico viene programmato verso la 39esima settimana gestazionale indicativamente. E poi ovviamente sono tutte decisioni che vengono prese anche in base alle varie caratteristiche vostre cliniche e tutto, però indicativamente la 39esima settimana. Per Cittadella chiedete se siamo attrezzati per i parti prematuri e da che settimana. E come diceva prima anche Chiara, anche a Cittadella c'è la possibilità di avere una terapia intensiva neonatale a partire dalla 34esima settimana. Quindi se i vostri bimbi, se giungete ad avere un parto in quest'epoca, sì, certo, c'è la possibilità di essere assistiti. Allora, si può fare il travaglio parto in acqua? Certamente sì, anzi l'acqua è uno degli strumenti che maggiormente proponiamo alla mamma, sia essa attraverso la doccia che attraverso l'utilizzo della vasca. E attualmente la mamma può trascorrere tutto il tempo del travaglio in acqua, quindi dentro la vasca. C'è la possibilità di continuare l'auscultazione del battito del bambino, quindi sincerarsi del suo benessere attraverso delle sonde apposite che possono essere utilizzate nell'immersione in acqua. E un'unica puntualizzazione: il travaglio in acqua si può fare se la mamma non ha l'analgesia epidurale in corso, mentre il contrario si può fare se una mamma passa una parte del travaglio in vasca o in doccia. In un secondo momento si può praticare l'analgesia epidurale. Ecco, ci chiedete anche se il taglio del cordone può farlo il papà. Sì, certamente sì, c'è questa possibilità, quindi se il papà lo desidera, se la mamma lo desidera, c'è la possibilità che il papà tagli il cordone. Nel caso in cui si presentassero i sintomi particolari nella fase prodromica, c'è la possibilità di chiamare il reparto per capire se sia o meno il caso di venire in pronto soccorso per avere un consiglio. Allora, sì, il numero in sala parto è sempre attivo. Certamente se una mamma ci chiama, noi rispondiamo. Tuttavia è un po' difficile capire la situazione in cui lei si trova, quindi qualche consiglio telefonico lo possiamo dare, magari proviamo a dire di fare un bagno caldo, di bere una tisana rilassante per magari valutare se le contrazioni continuano. Tuttavia in genere diamo l'informazione di praticare un controllo, così che poi anche ci sinceriamo del benessere del bambino. Comunque in linea generale per dubbi c'è la possibilità che noi vi rispondiamo e vi diamo qualche consiglio. Un'altra mamma chiede se è possibile visitare il reparto per scegliere il punto nascita. Allora, purtroppo in questo momento l'accesso agli ospedali è solo ed esclusivamente per necessità, quindi le visite all'interno delle sale parto e dei reparti sono sospese. Ci stiamo tutti organizzando in altro modo. Noi per esempio di Schiavonia abbiamo creato un video che probabilmente verrà caricato a breve, dove vi facciamo vedere un po' il reparto, le stanze di degenza, le sale parto, per fare un piccolo tour virtuale, diciamo così. Un'altra domanda che mi pongono sempre su Schiavonia è di spiegare l'apertura della cartella clinica. Allora, la gestione dell'ambulatorio della gravidanza a termine è rimasto lo stesso come prima. L'unica differenza è che l'apertura della cartella clinica viene effettuata sempre da noi, ma nelle sedi
momenti consultoriali. Per poter prenotare l'apertura della cartella basta chiamare il reparto, magari dopo vi scriviamo nel link il numero di telefono. C'è un numero attivo con degli orari precisi dove potete chiamarci e noi vi prenotiamo l'appuntamento. Verrà fatta l'apertura della cartella clinica in cui vengono valutati gli esami, in cui viene valutata la vostra gravidanza. Se è una gravidanza fisiologica vengono programmati gli appuntamenti successivi che verranno svolti questi invece all'interno del reparto in ospedale per una questione ovviamente di sicurezza, dalla 40ª settimana verso la 40ª settimana e qualche giorno e poi verso la 41ª per il tracciato cardiotopografico. Se invece fosse una gravidanza a rischio ovviamente verranno programmati degli appuntamenti più ravvicinati che verranno decisi insomma in base al medico, in base alla vostra situazione. Ci chiedete se è possibile eseguire la donazione del sangue cordonale. In questo momento questo servizio è stato sospeso, ma attendiamo che ci siano evoluzioni in merito e non appena sarà possibile volentieri verrà riattivato. Ad ogni modo nel momento in cui dovrete prenotare anche l'apertura della cartella chiedetecelo, che così se abbiamo novità vi facciamo sapere e vi indirizziamo per poter capire come fare, vi spieghiamo come fare per poterle eseguire. Quando prenotare la visita per epidurale? Allora, come dicevamo prima, allo stato attuale non è previsto che debbano essere eseguite delle visite prima del travaglio per poter usufruire di questo servizio, che comunque è un servizio garantito dai livelli essenziali di assistenza. In linea generale, poiché sono un po' diversificate le procedure nei 3 punti nascita per eseguire l'analgesia epidurale, vi possiamo dire che innanzitutto non è necessario fare niente prima della 36ª, 37ª settimana e che nel momento dell'apertura della cartella l'ostetrica che vi accoglie vi indirizza nei vari moduli da compilare o negli esami da preparare affinché arriviate in travaglio di parto e con quello che serve affinché l'anestesista possa applicarvi il cateterino senza problemi. Un'altra domanda è: nelle donne che hanno avuto un pregresso taglio cesareo come si devono comportare? Allora, seguendo quelle che sono tutte le indicazioni e le linee guida internazionali, in realtà una donna con un pregresso taglio cesareo, una gravidanza fisiologica, per noi viene considerata come qualsiasi altra donna, nel senso che farà l'apertura della cartella clinica come tutte le altre e in quell'occasione verrà fatto un colloquio per la discussione di un'eventuale ripetizione del taglio cesareo o, come consigliamo tutti, un eventuale tentativo, diciamo così, di parto spontaneo. Da che settimana è opportuno chiamare per aprire la cartella? Allora, in tutti e 3 gli ospedali l'apertura della cartella avviene alla 37ª settimana di gravidanza, quindi è sufficiente che voi ci chiamiate intorno alla 35ª, 36ª settimana e vi daremo l'appuntamento e vi faremo sapere quando. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, noi vi salutiamo, vi aspettiamo nelle nostre sale parto, anche se abbiamo la mascherina ci vedrete sorridere lo stesso, i nostri occhi sorrideranno lo stesso e volentieri vi accompagneremo in questo vostro percorso. Ciao! Ciao, a presto! A presto!